Era circa l'una di notte quando sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova in prossimità di Marcon, l'autista 56enne di un tir ha perso il controllo e si è schiantato contro il tir che lo precedeva, forse per un colpo di sonno, morendo sul colpo. Si chiamava Carlo Bocale ed era originario di Torino. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco di Mestre, i sanitari del SUEM 118, il personale di Autovie Venete e la polizia autostradale di San Donà di Piave. Ma ogni tentativo di salvare il 56enne è stato vano, vista la gravità delle lesioni riportate nell'impatto. Illeso il conducente di origine ungherese dell'altro autoarticolato. La tangenziale di Mestre è rimasta chiusa per più di 2 ore per permettere le operazioni di soccorso in entrambe le direzioni e poi sono stati fatti confluire i pochi veicoli presenti a quell'ora sulla seconda corsia per il tempo necessario a liberare quella dell'incidente tra il bivio A57 e A27, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto in direzione Trieste. Nessuna ripercussione si è riversata però sulla viabilità e verso le 3:30 la tangenziale è stata riaperta.